arrivati. Parcheggi, parcheggi, parcheggi. Quanta gente già la mattina presto. Qua viene il mondo, ragazzi. Per noi è la prima volta, c'è gente che viene 4, 5, 8 volte. Ingresso famosissimo. Ufficialmente iniziato il giro delle 52 gallerie. Ragazzi, oggi facciamo uno dei percorsi tra i più suggestivi e carichi di storia delle Prealpi Vicentine, la strada delle 52 gallerie, a grande richiesta perché da tanto che ce lo chiedete, e finalmente siamo qua nel territorio delle valli del Pasubio, proprio al confine tra Veneto e Trentino. Abbiamo attraversato Passo Xomo e parcheggiato a Bocchetta Campiglio. Mi raccomando, portatevi 6 euro giusti per il parcheggio che dura 24 ore. E adesso ci incamminiamo che ci aspettano 800 metri di dislivello. Però Partiamo da circa 1200, Andrea, arriviamo quasi a 2000. 6 km e mezzo di salita tra gallerie e panorami. fantastico, quindi oggi camminata. Sì. Preparatevi, metto un contatore, le contiamo tutte. Ting, numero 1, 2. Questa è buietta. Anche è piccola, si è illuminata. Ah, bellissimo. Grande la light, tutta mia lucetta grande anche. E a ruota 3, neanche spengo la luce. No. Ah, qui la torcia va tenuta in mano. Andrea, se sono 52. 4. Andrea, non c'era neanche la mia, è più forte lo light. Questa è una torcia potente. Guarda, giorno fa dentro. Questa strada tuttora è considerata un vero e proprio capolavoro di ingegneria militare, vista l'epoca e le condizioni in cui è stata costruita. Cioè Andre ci ha messo circa 8-9 mesi. Pazzesco. È pazzesco perché hanno fatto tutto a mano. Lo scopo principale di questa strada era fare in modo che le truppe italiane comunicassero tra di loro e rifornissero la propria linea difensiva, che era sulla sommità del Pasubio, che a sua volta aveva proprio il compito di fermare l'avanzata austriaca che attaccava da valle. Pazzesco. È incredibile. Incredibile. Vengono i brividi a pensare a questo e noi non ci abituiamo mai nonostante stiamo sull'altopiano, Esatto. che è un territorio Sì. che si respira quotidianamente la storia della prima guerra. Sì, sempre rispetto quando camminiamo in questi Grande posti. rispetto, sì. 6. 7. Com'è, lunga? Mi ricorda il passo San Boldo in miniatura. È vero. È tutto un taglia e cuci. 8. La strada è in qua, però questa è la deviazione al Cannino. Anche di qua. Guarda che luce bella che entra qua. Bellissimo, bravo. Bella, eh? Bello, sì. Freschino prendo. Wow. Tornante in galleria. Bello, mamma mia. Questa è alta, eh? È una grotta, guarda. È altissima questa. Avevo perso il conto, 10. Guarda che panorama che inizia a venire fuori. Wow. Hai visto? Andiamo. Guarda. Pazzesco, guardate che posto. Incredibile.
notato oggi non c'è il tanghino per nostra scelta, abbiamo un po' le mani occupate, ci sono un po' dei strapiondi, comunque è molto largo, e poi perché ragazzi è una giornata veramente calda e Tango soffre tanto il caldo, quindi oggi si riposa, gli zii lo portano fuori e poi stasera lo possiamo fare una passeggiata. Grazie Doc e Luci. Guarda che bello. Ciao. Ciao. Opla. Questo è un posto ormai super gettonato, siamo al 10 agosto e se venite in questo periodo dovete partire prestissimo perché altrimenti ve lo fate tutto in fila con altre persone. Avete visto i parcheggi quanto sono grandi e quello è proprio il sintomo di tutta la gente che viene qua. Siamo saliti, eh? Sì, a bomba. C'è un tratto che va molto su, siamo già incolonnati qua. Il dislivello è tutto qua. Ma dove ti porto? 52 5. C'è caldissimo, per fortuna siamo partiti presto perché oggi è veramente caldo. Caldo, sì. Il tanghino a casa non è male. Guarda che bella foschia. Siamo alti ora. Ecco il parcheggio ragazzi, proprio laggiù. Wow, non è che siamo partiti da tanto, No, siamo partiti da 40 minuti. Però siamo saliti Siamo stati fermi 5 minuti. per fare un po' di riprese. Sì, che bellino qua. Tagli e cusci. Effetto grotta. Sì, qua devi stare basso, se no ti prendi una tigra. Madonna, la mia schiena. Cavolo. Almeno c'è un po' di freschino. Già. Che bella questa. Susa! Io adesso sto in galleria. Perché... Sì, anch'io. Dormo qua, visto che stanotte non ho chiuso occhio. Fuori è un... Stanotte una zanzara mi ha fatto fare la notte completamente in bianco. Sì. Bastarda, è riuscita anche a pizzicarmi. Dove siamo qua? Ciao. Ciao ciao. Guarda. Faccio ancora luce? 18. Tienila, sì. Stiamo arrivando alla galleria 19. Che è quella più lunga? Dicono che sia un 300 metri da cosa. Ah. Guarda se non è un castello. Wow. Come va su? No. Impressionante. Essere qua dal vivo è diverso, eh? Quindi è questa la 19? Dovrebbe essere. Calcoliamo le lunghezze, perché 190. Questa è anche liscia per terra, guarda. Questa è murata da poco, guarda. È rifatta di fresco. No, penso sia lei la 19 quella lunga. Che c'è di buono in questo periodo, che non è scivolosa per molti in galleria. Quindi che è lunga. Sì. Abbassati anche lì. È bassa qua? Che bello qua. Bella Lucio. Ciao. Momento arrampicata. Guarda che roba. Ti arrampichi sulla galleria. Ma questa va su a chiocciola. La 19 si conferma bella lunga. Mi sa che per 100 metri sono tutti enormi. Non li ho misurati, ma vedi ancora continua, non è finita. Chi si arrampica in galleria. Che razza di scavo hanno fatto? No, è incredibile pensarci. Sembra una roba impossibile.
Qua hanno bucato per infilare i piedi. Exit! Dovremmo essere alti ora? Cavolo, che salita! E 20. No, guarda che bellezza qua. Arrivo lì dove sei te, forse è più bello ancora. Sì, guarda. Che paesaggio. Bellissima anche come allenamento. Sì. C'è qualcuno che lascia i polmoni per strada. Tra un po' anche noi. Mi sono girata un sacco di volte là perché è una cosa incredibile. Sì, attenta qua, guarda. Stiamo in fila indiana che inizia a stringere un po'. Vado avanti io? Allora ti porto! Mi sa che siamo sulla parte più alta. Oh, scusa, mettiti in piedi lì che ti faccio una foto. Sì, ma anche no. Ma scusa, Guarda. Ma infatti io oggi faccio la tester. Se ce la fai te lo consigli Io agli oggi altri. faccio la tester, siccome ho già detto altre volte che soffro di vertigini, e tutti, ma no, ma ce la fai abbastanza larga, e alcuni, ma no, ma c'è un pezzo strettissimo che è meglio evitare se hai le vertigini. Ok, oggi testo. E poi ve lo diciamo. Ecco. Comunque ultimamente ti sei allenata alle vertigini. Sì, mi sono allenata. Sei migliorata. Ultime parole famose. Bravo, meglio che stai zitto. 22, ne mancano 30. Per il timer quello sarà. 24. 24, la 19 era bellissima. La 19 se la spezzettavano era il percorso delle 100 gallerie. Bellina questa. 25. No, quel pezzo lì è da favola. Oltre al fatto della particolarità che ci hanno scavato questa strada con tante gallerie, è anche bella la montagna stessa. Quindi è tutto un contesto veramente un bel mix, no? Tra costruzione naturale e manodopera del genio civile. Mamma che freddo qui. No, io mi sto recuperando. Mi è caduta una goccia addosso ma congelato. Oh, fa pianche, io sono al buio, qua. Grazie. Ventinove. Adesso c'è tutto questo tratto qua che va su così, passa di là e arriva su. Stiamo perdendo la Susa. Oh, guarda che bello. Antifrana. Non ci hanno messo il numero quando? Per questo dovevo contarle tutte senza fidarmi. 32 Palazzolo. Wow, Palazzolo. Vai Susa! Vai Andri, forza! Testa bassa! Bellissimo! Guarda che meraviglia, Andri! È una finestra quella! Prova, entra. Wow! Che spettacolo! 36. 37 Balilla.
E si prosegue qua in cresta fin lassù, è lunga davvero. E è la numero 38, Torino. E intanto siamo arrivati alla numero 41, i minatori. 43, 44, 45. Questi sono posti di grandi fotografi paesaggistici. Uno di loro è Gigi Abriani, che ho avuto il piacere di conoscere durante il Festival dei Pastori a Col del Vento. Gigi ha lavorato a un bellissimo progetto di scatti notturni qua sulla strada delle 52 Gallerie e ci ha gentilmente concesso di mostrarvi qualche foto all'interno di questo video. Guardate che meraviglia! Bellissime, no? Grazie Gigi, complimenti e in bocca al lupo per tutti i tuoi prossimi progetti. Ciao Gigi, alla fine sono qua, hai visto? Ho ascoltato il tuo consiglio. Bellissimo. L'emozione, Gigi ci ha raccontato che per venire a fare questi scatti partiva dalla parte alta, si faceva portare su con la macchina perché aveva tutta l'attrezzatura, le luci per realizzare queste lunghe esposizioni e qualche aiutante, per cui sono venuti ben organizzati. Immagino che bella emozione deve essere stare qua in quel contesto notturno. Sì. E lavorare a quegli scatti. Bravo Gigi! Ma intanto ho frenato un po'. 46 e 47. E vai. Ah, trovi che queste bocche d'aria sono proprio belle. Dai, dai, ci siamo anche. Ragazzi, siamo arrivati a destinazione. Dietro di me c'è il rifugio Achille Papa e qua facciamo una bella sosta, Andri, eh? Sì, ci sta, una super sosta. Alla grande. Siamo alle ultime 2 gallerie, praticamente siamo al countdown. Al countdown. E ci abbiamo messo 2 ore e mezza. Perfetto, siamo in 2 ore e mezza, sono 6 km e 20. Con tutte le nostre soste abbiamo camminato di brutto un certo 6 punto. km e infatti quello è 51. Susa, 52. Siamo qua al giro delle gallerie. Grande, questa è l'ultima. figata. E come scende questa? Sono già i tavolini anche che ci aspettano. Muovo subito così. Di brutto. La bomba. Ale. Adesso che le abbiamo fatte tutte 52, ragazzi, vi possiamo dire che le gallerie sono pulite e tenute molto bene. Almeno adesso che siamo passati noi, giusto Andrea? Sì, quindi veramente. Se in passato è stato diversamente, adesso le hanno sistemate. Sono sistemate perché vi ricordo siamo in zona sacra, massimo rispetto, quindi non buttate tovagliolini, bottiglie, niente, mi raccomando. E i bisogni fateli prima di partire. Esatto. Perché dopo dura lungo il percorso. Vai Andrea. Cin. Qua si capisce bene, abbiamo fatto questa. Adesso torniamo per la strada degli Scarubi, vediamo qua questo taglio come funziona e poi torniamo al parcheggio. Quindi possiamo dire che il totale del percorso di oggi sono circa 15 km. Adesso la strada è molto più facile, questa bianca che va giù così. Susa, allora mi pare che sia andata bene, no? Sì, direi che niente vertigini. Allora c'è quel punto esposto di cui tutti parlano alla fine, ma c'è un cordino di ferro che quindi se avete qualche problema vi tenete, non guardate giù. Io l'unico momento in cui ho avuto qualche problematica, tra virgolette, è stata prima della galleria 41, ma è stata una cosa soggettiva e forse un calo di zuccheri perché avevo bisogno di una barretta proteica. Sì, sì. Sono cose soggettive, avete capito, però se ce l'ho fatta io sicuramente ce la fanno tantissimi. Bellissimo, veniteci rilassati, tranquilli, godetevela
il paesaggio è spettacolare e poi le gallerie sono proprio belle e divertenti da percorrere. Poi mentre le fate immaginatevi che razza di lavoro c'è stato dietro per allestirle e costruirle. Facciamo sempre un pensiero a tutti quei ragazzi che qua hanno perso la vita per regalarci qualche anno di pace e serenità che adesso fatichiamo a mantenere. Quindi è ancora più importante oggi frequentare questi posti e buona passeggiata anche a voi ragazzi. Adesso raga, la strada come avete visto qua è tutta così liscia, per cui noi chiudiamo qua questo bel vloggettino. Speriamo che vi sia piaciuto, grazie di aver seguito il video fin qua. Mi ricordo, iscrivetevi al canale e vi aspettiamo numerosi sui commenti. Ciao ragazzi, Ciao, alla prossima ragazzi. ah, un'ultima cosa, per i più affezionati di voi è uscita questa cosa degli hype, non so se li avete visti. Oltre al like potete dare questa sorta di stellina e abbinare dei punti. YouTube crea una classifica a parte dei video che ricevono più hype e sembra anche un discorso democratico, perché i canali più piccoli ricevono più punti, per cui è un sistema proporzionale che dovrebbe livellare tutti a un certo punto. Per cui ragazzi, dai, dateci dentro con questi hype, che noi siamo curiosi di vedere nelle statistiche se cambia qualcosa, se il canale cresce più velocemente o che ne so, boh, se i video circolano di più. Voi provateli e poi dopo noi vediamo nelle statistiche quanti hype ci avete assegnato. Grazie mille e buon divertimento a tutti, ciao! Alla prossima.